Sì. Bene, quanto ti alleni tu? Beh, allora, Vediamo un po' così, non questo, abbiamo mai parlato di queste cose in oggi. questo ultimo periodo mi sto allenando tutti i giorni praticamente, tranne il sabato e la domenica. Però quest'inverno ho dovuto fare, mi sono divisa appunto col basket, ho fatto 2 allenamenti di atletica, alcune volte, alcune settimane 3 e poi 3 di basket con le partite. Ma, mi spieghi che cosa dentro di te, come vedi questi due sport che sono, diciamo, quasi antitetici, perché uno è uno sport solo individuale, l'altro L'altro di è uno squadra. sport di squadra dove com'è? Per me, cioè, l'atletica è lo sport dove posso dimostrare quello che valgo veramente io. E dipende tutto da te e dal tuo Esattamente. allenatore, ovviamente, Esatto, e dal lavoro che riuscite a che fare insieme. facciamo. Mentre il basket è uno sport di squadra dove appunto io posso legare con altre compagne, condividere cioè, emozioni o comunque molte cose e quindi mi aiutano anche in qualche modo col sostegno. E poi il basket io lo considero come un po' uno sport di sfogo dove posso divertirmi, correre, fare un po' quello che voglio. Con l'atletica, diciamo, lancio del giavellotto, cioè mi piace un sacco, infatti se no non lo farei, però diciamo è più tecnico rispetto al basket E dove quindi posso richiede una liberarmi. maggiore concentrazione, Esatto. e la responsabilità di sapere che dipende tutto da te. Sei lì Esattamente. te contro gli avversari, tre col E tuo la tua attrezzo. misura. Esatto. Com'è Sergio come allenatore? Devo dirlo? No. Dillo, dillo che No. poi glielo dico io. È bravissimo, capisce quando c'è da forzare, quando c'è da stare tranquilli, si preoccupa al primo fastidio, ti dice stai attenta, mi raccomando. Ma mi dice poco su, è l'unica cosa che... Ah, non ti dice su. No, non troppo. Quindi questo ti manca come stimolo, diciamo. Esatto, non mi urla E dopo dietro. glielo dico, eh. Sì, sì, sì. Che scuola fai tu? Liceo Lioi Scientifico a Vicenza. Scientifico, con i risultati ovviamente Sì. molto buoni. Sì. Stai facendo il quarto anno quest'anno? No, il terzo. Terzo anno. Sì. Non hai fatto, tu non fai gli studenteschi, no? Sì, li ho fatto la fase regionale, però sono arrivata quarta, ho fatto disco. Ah, hai fatto il disco, giusto. Però Quindi non parteciperai ai nazionali che ci sono la settimana prossima. ma non ci sarei Sì, stata beh, lo ma stesso. appunto Perché... hai degli altri obiettivi, giustamente Esatto. stai inseguendo. E allora Ilaria, tanto ti ringraziamo per la presenza, ti facciamo i più grandi auguri di tutto Grazie quanto mille. di meglio desideri, anche nel basket, se questo Grazie è di mille. tuo gradimento, e ti aspettiamo per il risultato di Baku e di Speriamo, incrociamo le dita. e di campionati italiani, ok? Grazie Ciao, mille. complimenti. Grazie. Sì. Ecco, adesso abbiamo parlato con uno dei talenti, secondo me, uno dei talenti più grandi che abbiamo nel territorio nazionale, perché Ilaria Casalotto sicuramente ha la possibilità di arrivare ai massimi livelli nella specialità del giavellotto. Ieri abbiamo visto la vittoria di Maddalena Purgato, una delle migliori atlete venete e nazionali, che si mantiene sempre su alti livelli, ha vinto ieri il titolo nazionale universitario, e quindi Veneto si conferma come una delle regioni più interessanti per questa specialità esplosiva come il lancio del giavellotto. Mentre adesso però andiamo a seguire la prima serie, dei metri della 4% maschile, con il Friuli Venezia Giulia in corsia 3, in 4 il Trentino, in 5 le Marche. Le Marche anche hanno un 44,30 come tempo di accredito, che è insomma, un tempo di tutto rispetto. Sono 2 le serie per quanto riguarda il settore maschile. Nel femminile abbiamo visto la vittoria sul filo di lana, come si dice di solito, del Veneto nei confronti della Lombardia. Ora vediamo le formazioni di Marche, Trentino e Friuli Venezia Giulia, dalla quinta alla terza corsia a ritroso. Sono ancora praticamente sulla stessa linea i concorrenti, anzi sta crescendo la formazione del Trentino con Matteo Mazzola. Ora il Trentino che ha preso il largo. Trentino ha preso il largo con Muarem Hasa.
Tanto il Veneto, Marco Piva 56,80 nel martello, ma vediamo l'epilogo di questi 4%. Mi sembra che il Friuli Venezia Giulia proprio sull'arrivo sia andato a conquistare la vittoria 43,56, che è anche tempo di riferimento per la prossima serie, che è quella che andrà a concludere praticamente le gare in pista, anche se è ancora in corso di svolgimento la gara del martello, ma siamo all'ultimo lancio, all'ultimo turno di lanci. Abbiamo visto un ottimo lancio di Piva dell'Atletica Vicentina, 56,80, ha ottenuto il primato personale. Abbiamo qui anche il risultato e fra poco ci sarà la premiazione che riguarda il salto in alto maschile, con la vittoria di Federico Aires da Motta del Veneto davanti a Jacopo Zanatta. Veneto con da Motta 2,01, 1,98 per Zanatta, e poi al terzo posto Manuel Nemo delle Marche con 1,98. Nullo per Banozzi nel martello. Abbiamo anche il risultato della 4% femminile, con la vittoria del Veneto, con Ogede, Morassuti, Murari e Zermiglian, 47,88 per il Veneto, 47,94 per la Lombardia, con Gorno, Putti, Troiani e Cadetto. L'Emilia Romagna con 48,37, Reggi, Grossi, Iori e Forghieri. Poi Friuli Venezia Giulia con 48,77, Puglia con 48,79 e Trentino con 50,03. Questi sono i risultati della prima serie, cioè della serie unica della 4% femminile. E avremo ora la seconda serie della 4% maschile, e da qui con questa ultima serie si potranno conquistare gli ultimi punti buoni per la classifica che andrà ad assegnare il quarto trofeo Città di Caorle e il Memorial Lucio Todini, che verrà assegnato alla rappresentativa regionale, che avrà sommato il miglior punteggio nella combinata maschi più femmine. Sono pronti, no, stanno ancora provando le partenze, e allora vediamo l'Emilia Romagna in corsia 2 con Petrelli, San Giorgi, Conti e Zamagni. In 3 la Lombardia con Marco Soldarini, Luca De Maestri, Andrea Felotti e Alessandro Brivio. In corsia 4 il Veneto con Francesco Tarussio, Nicolò Ceola, Francesco Greggio e Claudio Tonet. Ed in 5 la formazione della Puglia con Montemurro, Mario Montemurro, Daniele Corsa, Gabriele Traversa e Vincenzo Campanale, che è il vincitore dei 100 piani maschili. Con questa gara in pista si conclude il programma, e poi abbiamo anche il risultato del salto triplo. Dicevo, gara di notevole livello tecnico, infatti ben tre atleti al di sopra dei 15 metri, il vincitore Nicola Chiari con 15,70, poi al secondo posto Marco Agliati con 15,06 della Lombardia. Questi i primi due sono entrambi della Lombardia, e poi al terzo posto per l'Emilia Romagna c'è Filippo Cravedi con 15,05, quindi gara di assoluto livello tecnico questa del triplo. Gara salto triplo maschile, mentre nel martello va in pedale per l'ultimo lancio Omar Venuda, attualmente terzo. Martello, ultimo lancio per Omar Venuda del Veneto. Al terzo posto per l'Emilia Romagna con 15,05 Filippo Cravedi. È quella che, mentre Omar Venuda sta lanciando, lo vediamo in pedana per il suo ultimo lancio. Sembra lungo questo lancio di Venuda, mentre di fronte alle tribune si sta svolgendo la premiazione della gara del salto triplo, che è conclusa da pochissimo, con i primi 3 atleti al di sopra dei 15 metri, quindi
complice forse anche il vento, perché il vento a favore in questo caso, quindi sicuramente ha favorito gli atleti, ma non più di tanto, perché sappiamo che molto spesso, se è troppo forte, va anche a complicare la vita agli atleti, che non riescono poi a inquadrare bene la rincorsa. Attenzione che sta per partire la seconda serie della 4% maschile, e con questa gara poi si concluderà il programma, poi avremo le premiazioni di squadra. E sta per concludersi anche la gara del martello. Partita la seconda serie della 4%. Francesco Tarussio per il Veneto si mette in moto rapidissimo in corsia 4. La formazione del Veneto quindi che cambia per prima. Veneto, Lombardia all'interno, Puglia all'esterno, Emilia Romagna in corsia 2, ed è sempre il Veneto al comando in questa fase. Ora per il Veneto è impegnato Francesco Greggio e parte per il Veneto Claudio Tonet. Lombardia, Veneto, Lombardia, ed è la Lombardia che va a vincere con Alessandro Brivio, che porta alla vittoria la sua formazione 42-03. Si prende la rivincita sul Veneto al maschile, quindi la formazione lombarda. E sicuramente, come al solito, come da tradizione, ci sarà una lotta fra Veneto e Lombardia per la classifica finale. Con questa gara della staffetta 4% si conclude così si concludono le gare in pista, mentre nel martello siamo agli ultimi fuochi, si può dire. Marco Piva. Marco Piva, se riesce, si farà dire quant'era, se possibile. Terminata quindi la gara del martello, sono terminate praticamente le ostilità, si fa per dire, perché qui non ci sono ostilità ovviamente. Abbiamo visto il clima che regnava tra quel trio meraviglioso dei ragazzi dei 1500 metri che sono venuti qui a parlarci della loro esperienza e anche diciamo così della loro amicizia, e questo è probabilmente proprio quello che ci ha fatto innamorare dell'atletica e che da molti anni ci mantiene legati a questo ambiente. Ora non ci sarà niente di interessante da seguire e siamo impazienti di seguire invece le classifiche finali, perché ci sarà una classifica maschile e una femminile, ma il trofeo Lucio Todini verrà assegnato alla squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando insieme le due classifiche, quella maschile e quella femminile. Ecco, naturalmente le gare, le ostilità, come dicevo prima, sono terminate in pista, ma qui c'è l'attesa per la premiazione finale delle rappresentative. Io per il momento lascio la parola allo speaker ufficiale della manifestazione, a Sergio Cestonaro, che quindi continua la diretta streaming. Non abbandonateci, anche se non ci sarà molto di interessante da vedere, ma però spero che quelli che stanno seguendo la diretta abbiano il nostro diciamo così, interesse nel seguire anche la classifica finale. Io intanto vi ringrazio per la pazienza che avete portato nei miei confronti. È stata una mattinata di splendido sport in un clima meraviglioso. Abbiamo sentito anche le voci
dei politici locali, del sindaco della città di Caorle, che ci ha così aggiornati, diciamo, sull'impegno di questa splendida località riguardo allo sport in generale, ma anche riguardo alla nostra attività. Ricordo che domenica prossima, sabato e domenica prossima, ci saranno i campionati italiani allievi che verranno trasmessi. La prima giornata dei campionati italiani allievi verrà trasmessa in diretta streaming dalla località di Caorle. E domenica invece ad Abano Terme, altra diretta streaming con il trofeo delle province trivenete, e lì ci saranno ben 13 rappresentative delle 13 province del Triveneto impegnate, quindi Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Questa volta ci sarà anche la provincia autonoma di Bolzano impegnata. Qui la produzione di questa trasmissione è Zona Atletica, che ormai da qualche anno ci fa gustare tramite le immagini, con le immagini ci fanno gustare le nostre manifestazioni sportive, le manifestazioni dell'atletica, in particolare quelle regionali e anche quelle nazionali qualche volta. Ricordo la regia di Nicola Ondei che ha diretto magistralmente questa diretta e con il quale perché dimostra grande competenza. In questo vi saluto e vi do appuntamento per sabato prossimo, diretta web ancora qui da Caorle per i campionati regionali allievi, e domenica diretta web, diretta su streaming da Abano Terme per il trofeo delle province Triveneto. Da Beppi Zwin e arrivederci alla prossima occasione. Gara salto in alto maschile, premia il presidente della FIDAL Veneto, professor Paolo Valente. Al terzo posto con la misura di 1,98 per le Marche, Manuel Memo. Secondo classificato con 1,98 per il Veneto, Jacopo Zanatta. Ha vinto la gara con la misura di 2,01 per il Veneto, Federico Aires da Motta.
4% femminile. Presenziano il professor Paolo Valente, presidente FIDAL Veneto, e Vito Vittorio, presidente FIDAL Venezia e responsabile del comitato organizzatore. Al terzo posto, con il tempo di 48,37, con la staffetta formata da Reggi, Grossi, Iori e Forghieri, Emilia Romagna. Seconde classificate con Francesca Corno, Federica Putti, Virginia Troiani e Eleonora Cadetto, 47,94 il tempo, la Lombardia. Ha vinto la 4% femminile con la squadra formata da Irene Belinda Ogliede, Virginia Morassutti, Alice Murari e Elena Zermiglian, tempo 47,88 il Veneto. Premiazione gara lancio del martello, premia Massimo David, presidente della fondazione Caole Città dello Sport. Al terzo posto, col primato personale di 54,99 per il Veneto, Omar Venuta. Secondo, con 55,13 per la Lombardia, Giacomo Prosempio. Vince la gara con il nuovo personale
personale di 56,80, e peccato per quell'ultimo nullo che probabilmente era anche più lungo. Per il Veneto Marco Piva, a cui va anche il complimento personale dell'allenatore.